Telespettatori di Antena 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Domenica 15 gennaio, insieme come ogni domenica fino alle 13:30 con la cronaca della giornata, con le tematiche di attualità e i nostri consueti approfondimenti. Ma cominciamo subito con la cronaca di una nottata e di una giornata che è ancora contrassegnata nella nostra regione purtroppo dagli incidenti stradali. Nel Vicentino, a Trissino, una carambola di automobilisti fuori strada è stata innescata la scorsa notte dall'abbattimento di un palo del telefono, il quale ne ha trascinato a terra altri 3, innescando la fuoriuscita di ben altre 3 vetture. L'incidente fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche per la salute delle persone, è avvenuto intorno alle 2:30 a Trissino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e di carabinieri ad innescare il tutto una prima auto finita fuori strada che ha centrato appunto il palo del telefono, che poi ha innescato un effetto domino agli altri 3 che sono finiti sulla carreggiata proprio mentre stavano sopraggiungendo anche altre vetture. Una è finita contro uno dei pali abbattuti che in parte si è conficcato nella carrozzeria. Sul posto è intervenuta anche l'Arma dei Carabinieri, oltre ai vigili del fuoco di Arzignano, che hanno messo in sicurezza la strada. Vista la dinamica dell'incidente, è davvero una fortuna che non si siano verificati dei feriti. E un altro incidente c'è stato all'alba di oggi a Lancenigo di Villorba, dove un'auto è uscita di strada finendo ribaltata nel fossato che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalla vettura il conducente, un 23enne rimasto ferito ma non fortunatamente in pericolo di vita. Il giovane è stato poi affidato alle cure dei sanitari del SUEM 118 che lo hanno trasferito all'ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge. Ed è ancora ricoverato in gravi condizioni il figlio del 65enne di Caerano San Marco che ieri, poco dopo l'ora di pranzo, ha perso la vita in un terribile incidente che si è verificato lungo la regionale Postumia a Cittadella, ferita anche la nuora e una terza persona. Sentiamo. Viaggiava a bordo del doblò Adriano Comin, 65 anni, residente a Caerano San Marco, morto dopo essere rimasto coinvolto in un gravissimo incidente avvenuto intorno alle 12:30 lungo la strada regionale 53 Postumia a Cittadella. Uno scontro frontale violentissimo tra il furgoncino che viaggiava in direzione Vicenza e l'Audi A6 condotta da un 23enne di Castelfranco Veneto che si muoveva in direzione opposta. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale di Cittadella, ma i soccorritori arrivati sul posto sono apparse da subito disperate le condizioni del 65enne, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco e morto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Cittadella. Il figlio dell'uomo è stato stabilizzato e trasportato con l'elicottero a Padova, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Feriti e portati all'ospedale di Cittadella anche la fidanzata di quest'ultimo. La famiglia viveva a Caerano San Marco e il conducente dell'Audi. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Per permettere i rilievi, il traffico è rimasto bloccato in entrambe le corsie di marcia, causando gravi disagi alla circolazione. Ed il mercato San Michele di Mestre è in lutto per la scomparsa di Flavio Scarpa, titolare di una storica gastronomia. Ha perso la vita in un incidente in moto a Trivignano. Ha perso il controllo della moto lungo la Castellana, a Trevignano, finendo fuori strada contro un palo dell'illuminazione pubblica. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM ha dovuto dichiarare il decesso di Flavio Scarpa, 61 anni, titolare di una gastronomia frequentata da generazioni di mestrini al mercato San Michele. I vigili del fuoco hanno messo la strada in sicurezza, mentre la polizia locale deviava il traffico ed eseguiva i rilievi del sinistro. Erano da poco passate le 21, in molti stavano ancora rientrando a casa. Io ho visto la moto che era lì sul palo, lì ci avevano fermato con le macchine, sono stato fermo circa un quarto d'ora e dovevo entrare di qua, abito qui,
e quindi mi hanno fermato, ho guardato, ho visto la moto e... Al mercato la saracinesca della gastronomia è abbassata, 2 mazzi di fiori, uno deposto dall'assessore al commercio Costalonga e il cordoglio dei colleghi ancora increduli. Una brava persona, abbiamo fatto l'asilo assieme. Addirittura, quindi eravate amici da lunghissima data? Sì, Madonna, ci conoscevamo, ero amico con il defunto e anche con suo figlio Davide. Ieri l'ha visto? Alle 7:30, che l'ho salutato, dopo sono andato a casa. Io l'ho visto ieri mattina perché appunto mi hanno detto anche altri colleghi che è rimasto qui fino al pomeriggio e quindi è stato proprio un colpo al cuore, così dall'oggi al domani. È un nostro collega da tanti anni e veramente quello che è successo è una disgrazia per tutto il mercato, è un dispiacere per tutti. Stamattina la notizia dell'incidente non si era ancora diffusa a Mestre e in molti al mercato erano arrivati per fare la spesa da Flavio, come sempre. Passavo, lo conoscevo di vista, l'ho visto qualche volta e mi hanno detto adesso che ieri sera ha sbandato a Trevignano. Noi veniamo sempre a fare la spesa, è una cosa sconvolgente, a dir poco, povero veramente. Come se lo ricorda? È una persona gentilissima, gentilissima. Un anno dal tragico incidente sulla 28 nel quale persero la vita Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, un memorial di calcio a 5 per ricordarle. Si è giocato oggi pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Mareno di Piave. In molti hanno voluto dimostrare la vicinanza ai familiari delle giovani cugine. Diamo inizio al torneo in onore di Jessica e Sara, aprendo uno striscione che ci accompagnerà per tutto l'evento. Ora chiedo a tutti un minuto di silenzio al fischio dell'arbitro. Grazie. Un torneo di calcio a 5 per ricordare Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, le 2 giovani cugine morte lo scorso 30 gennaio sulla A28, quando l'auto sulla quale viaggiavano assieme alle figliolette di Sara venne travolta dal SUV di Dimitre Traikov, 62enne imprenditore bulgaro che per quei fatti è stato condannato per omicidio stradale e omissione di soccorso. A quasi 2 settimane dal primo anniversario della tragedia, il dolore si rinnova. Fra 16 giorni è un anno che sono mancate e sarà difficile come è stato difficile fino adesso e proviamo a vivere lo stesso. È una ferita che si apre già tutti i giorni questa ferita, ma l'anno è ancora più grande questa ferita. Quindi grazie a tutti quanti che ci siete vicini veramente. Il memorial, organizzato dall'Atletico Mareno, squadra di papà Alain, Pordenone Amatori, Atletico Conegliano, Seleção, è un modo per stare vicini ai familiari delle 2 giovani scomparse, ma anche per tenere accesi i riflettori su una vicenda non ancora conclusa dal punto di vista giudiziario. Non ci ritornano più indietro né mia figlia né mia nipote, però vogliamo giustizia per quello che è stato fatto, perché non si può morire ingiustamente a 20 e 26 anni con tutta una vita da realizzare, non è una cosa ammissibile questa. Il 6 febbraio a Trieste ci sarà, sono andati in appello i dati del bulgaro e vediamo cosa hanno da dire e dopo speriamo che si concluda tutto. Cosa vi aspettate? Avevano deciso per 7 anni di prigione, almeno quelli che si rifaccia. Al Palazzetto di Mareno anche Domenico Merlo, papà di Michele, il cantante vicentino morto per una leucemia fulminante. Anche noi attendiamo giustizia per nostro figlio, ha detto, portando la propria vicinanza ai familiari di Sara e Jessica. Ed ora al nostro primo approfondimento parliamo di un tema particolarmente dibattuto in questi ultimi giorni, che è quello del caro carburanti. Abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Matteo Ribon, segretario della CNA del Veneto. Buongiorno Ribon, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Ecco, allora un tema particolarmente caldo, abbiamo sentito con i benzinai che l'altro ieri hanno minacciato lo sciopero, 2 giorni di serrata, sciopero che è stato congelato in attesa di un incontro che ci sarà martedì con il governo, che sta intanto cercando di preparare un pacchetto di misure, di aggiustare il tiro rispetto insomma al provvedimento iniziale che tante polemiche ha suscitato, anche se ovviamente la questione
questione delle accise continua a tenere banco con questo rincaro, insomma, che tutti noi abbiamo visto andando a fare il pieno di carburante, ma è anche un problema che oltre che le famiglie interessa particolarmente tutti coloro che sulla strada ci vivono e ci lavorano, in modo particolare il settore dell'autotrasporto, con dei rischi anche di una come dire, escalation, no? A catena di quelli che sono poi i rincari anche delle merci che vengono trasportate. Dal vostro punto di vista, insomma, la situazione in questo senso com'è? Penso all'autotrasporto e soprattutto ai più piccoli, no? Ai piccoli trasportatori. Guardi, la situazione è complicata per tutti, soprattutto dicevamo anche per le imprese dell'autotrasporto, che per la maggior parte sono composte da piccole imprese e che hanno una capacità di sostenere una difficoltà di questo genere limitata, considerato anche quello che hanno passato nei mesi scorsi e negli ultimi anni. Dicevamo che la situazione rischia di avvitarsi sempre di più, perché nel momento in cui aumentano così in maniera forte i prezzi del gasolio, di conseguenza è naturale che poi questo si riversi direttamente sui prodotti che vengono trasportati e di conseguenza nelle tasche anche delle famiglie. Tutto questo sta facendo aumentare l'inflazione in maniera esponenziale e questa situazione rischia in qualche maniera di bloccare anche un tentativo, seppur timido, di rilancio, riapertura che è arrivato dopo l'apertura un po' dei contingentamenti legati al Covid. Come vedete, ogni momento, prima si parlava di energia, adesso si parla di nuovo di carburanti, cioè noi siamo in preda ad una serie di difficoltà strutturali che continuano ad emergere nel momento in cui si tenta in qualche maniera di riprendere un po' l'attività. Il settore dell'autotrasporto, abbiamo stimato, rischia di avere un ricaro medio per ogni trasportatore di 10.300 euro all'anno, che è una cifra enorme considerato quali sono poi i margini che negli ultimi anni sono possibili, si sono assottigliati all'interno un po' di questa filiera. E accanto a questo, per concludere, c'è un aumento anche relativo ai pedaggi autostradali che continuano a crescere ormai da diversi anni e che rischiano in qualche maniera anche di congestionare il traffico all'interno delle strade ordinarie, visto che i maggiori utilizzatori delle autostrade poi sono anche i camion e gli autotrasportatori. Ecco, quindi capiamo insomma che è effettivamente proprio un effetto domino, no? Perché alla fine poi ne risente tutta la filiera e anche l'ambiente, tra l'altro, come lei citava in questo momento. Ma ritornando proprio alla questione specifica dell'autotrasporto, si rischia davvero, come paventa qualcuno, il fermo dei camion? Guardi, questa è sempre una ultima ratio, nel senso che comunque prima di arrivare a quella situazione lì ci sono numerosi tentativi che devono essere messi in campo, tra i quali c'è stato un tentativo comunque di supporto da parte del governo relativo al fondo sul credito d'imposta per sostenere le maggiori spese da 200 milioni. Però tenete conto che l'anno scorso l'ultimo atto del governo Draghi aveva stanziato 500 milioni che sono andati bruciati nel giro di qualche settimana per sostenere gli aumenti di incarichi che ci sono stati in termini di carburante e gasolio. Sappiamo che questa cosa qui deve essere in qualche maniera ripinguata perché non saranno sicuramente sufficienti. C'è una questione di tempi da calcolare, c'è anche la questione delle accise e deve tenere conto di una situazione dei tempi. Dobbiamo capire che cosa è urgente fare subito per contingentare la situazione, perché se aspettiamo che ci sia un combinato disposto per il quale si abbassano i prezzi del petrolio e aumenta il gettito dell'IVA, allora a quel punto riusciamo a introdurre un meccanismo di ulteriore scontistica, credo che i tempi siano troppo lunghi e rischiamo di mettere in sofferenza molte imprese, e con il rischio poi che ci siano azioni
in qualche maniera obbligate da fare, ma insomma noi siamo per congelare questo tipo di tensione nel momento in cui c'è un'interlocuzione spinta con il governo che è già iniziata. Ecco, ma secondo lei quindi e secondo voi insomma che cosa potrebbe fare in questo momento il governo a fronte di quella che abbiamo capito insomma è la coperta che purtroppo è corta in questo momento e si è deciso di togliere lo sconto sulle accise proprio per fronteggiare dall'altro lato il caro energia. Quindi come se ne esce da questa situazione? Non è facile perché le risorse, come dicevamo, sono poche, però bisogna anche capire come calibrarle in termini di supporto immediato. Possiamo pensare che ci sia una parziale scontistica invece che ridarla completamente come era prima e provare a capire con un controllo, un monitoraggio più serrato nell'ambito dei prezzi se si riesce in qualche maniera a evitare eventuali aumenti e speculazioni insomma, che ci possono essere nel corso delle settimane, dei mesi. Cioè, sono elementi molto delicati perché come dicevamo molti soldi sono stati messi in finanziaria per il tema delle bollette, per cui per compensare un aumento esponenziale del costo dell'energia e del gas, e messi tutti i soldi lì non ne rimangono tanti per altri comparti, però da qualche parte bisogna provare a fermare, a tamponare la situazione. Ecco Ribon, l'altra questione che dicevamo strettamente collegata è poi quella del rincaro di tutte le merci, no? Che gli autotrasportatori trasportano, perché poi aumentando i costi di trasporto chiaramente aumenta anche il prezzo finale, sia per il consumatore sia anche per le tante imprese che lavorano, perché sappiamo che una delle ragioni principali, penso per esempio all'edilizia, ma non solo, di tutti i problemi che ci sono stati in questi mesi è dovuta proprio al rincaro dei materiali. Quindi un ulteriore aggravio in questo senso, che conseguenze potrebbe avere per le aziende? Quelle li vediamo già, le conseguenze ci sono, nel senso che prima parlavamo di effetto domino, l'aumento dei prezzi colpisce tutti e via via rischia di andare a sormontarsi sopra ai margini ridotti che le aziende possono avere nei termini del proprio business e anche nelle tasche delle famiglie rispetto ai propri stipendi e il proprio budget familiare. Qui la partita sta creando un'inflazione che non si era mai vista negli ultimi 20 anni, insomma, cioè rischiamo veramente di avere una situazione per la quale, anche se c'è un movimento ritrovato in termini di produzione, all'interno del campo del territorio italiano i consumi sono in frenata e sono in frenata appunto perché c'è questa tensione e questa situazione che in qualche maniera sta facendo crescere, diminuire il potere d'acquisto in generale. Le aziende cosa stanno facendo? Insomma, penso che abbiano messo in campo tutte le azioni proprie per poter contrastare la situazione, evitando sprechi, cercando di razionalizzare il più possibile e anche, l'abbiamo visto anche a Natale, per vedere in qualche maniera come è stata la dinamica in termini di aumento dei prezzi di alcuni prodotti specifici nel campo artigianale, i rincari sono stati di percentuali anche contenute, cosa che invece in campo industriale abbiamo visto crescite più esponenziali dal punto di vista dei rincari. Faccio l'esempio dei panettoni piuttosto che altri prodotti tipici del periodo natalizio. Questa situazione può essere aiutata da un supporto maggiore alle imprese anche in una dinamica di export. Questo è un volano che è sempre stato un elemento importante per il nostro Paese, che non è ancora ripartito pienamente né nel campo europeo fino in fondo, ma soprattutto nel campo internazionale, dove ci sono problematiche ancora più importanti e molto grandi che in qualche maniera frenano anche la dinamica di export, che è una dinamica che in qualche maniera aiuta le risorse e aiuta anche a rafforzare le filiere produttive del nostro Paese.
Ecco Ribon, un ultimo passaggio veloce, insomma, prima di salutarci, lo volevo fare sulla notizia, insomma, che sta suscitando particolare apprensione in queste ultime ore circa la decisione in corso di valutazione da parte dell'Unione Europea di inserire l'obbligo di ristrutturazione per le case cosiddette energivore, quindi quelle case, diciamo, più datate, che quindi consumano anche di più. È chiaro che sarebbe auspicabile, ma senz'altro, insomma, è una misura, come dire, di difficile attuazione in tempi rapidi e soprattutto che potrebbe innescare anche un meccanismo molto complesso e articolato su quello che è il mercato dell'edilizia. Guarda, io qui le farei una battuta, forse in realtà dobbiamo un po' capirci sul tema transizione ecologica, nel senso che secondo me anche in Europa questo termine non è ben chiaro. Cioè, si parla di transizione, vuol dire percorso di accompagnamento, uno non può mettere una tagliola senza facilitare un percorso e portarlo e accompagnarlo, diciamo, con coerenza. Quello che si è visto sul tema delle auto elettriche e l'obbligo in qualche maniera di arrivare ad una ridefinizione del settore automotive entro il 2035, in qualche maniera si sta riproponendo, anche se diversamente, nel campo dell'edilizia, portando questa tagliola senza capire che in realtà vuol dire spostare diciamo tutto l'esistente ad a una classe energetica per cui in qualche maniera 2 edifici su 3 rischiano di essere necessariamente modificati, con le imprese che abbiamo e con quello che abbiamo visto che è successo sulla dinamica del superbonus e dei bonus edilizi, cioè la difficoltà di aiutare, oliare un meccanismo di efficientamento energetico, di esistenza e supporto della filiera dell'edilizia, cioè non abbiamo neanche chi può farlo concretamente una cosa del genere. Nel senso, è matematicamente difficile da realizzare se non accompagnata da un innesto dal punto di vista economico molto forte da sovvenzionamenti pubblici per poter aiutare anche le famiglie, i condomini a sostenere una spesa in quella direzione lì. Allora, capiamoci esattamente cosa intendiamo per transizione ecologica. Penso che gli step possano essere di asticella più bassa, ma soprattutto devono essere accompagnati tenendo conto che l'Europa è diversificata, la situazione delle abitazioni nel nord Europa non è la stessa del sud d'Europa, perché hanno dinamiche di efficientamento o dinamiche di costruzione diversa, e su questo credo che i nostri parlamentari europei, che hanno un ruolo molto importante, ma anche gli stati stessi, per cui so che insomma c'è già un'attenzione particolare da parte del governo, debbano fare un'azione per contenere e accompagnare un percorso di questo tipo. Non deve essere un'altra tagliola come quella che si è abbattuta sull'automotive e sta mettendo in difficoltà tutta la filiera dell'automotive. Grazie, allora io la ringrazio davvero per essere stato con noi, una buona giornata e una buona domenica. Matteo Ribon, segretario della CNA del Veneto, buongiorno. Grazie, altrettanto. Noi ora cambiamo tema, andiamo in montagna per parlare di sicurezza sulla neve. Oggi è la giornata Sicuri con la neve, iniziativa che ogni anno viene riproposta dal CAI e dal Soccorso Alpino. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Alex Barattin, delegato appunto del Soccorso Alpino di Belluno. Buongiorno Barattin.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi. Allora, sicuri con la neve. Di neve non ce n'è proprio tantissima, lo vediamo anche alle sue spalle, però comunque quest'anno in modo particolare si è visto come moltissime persone, l'esempio è stato insomma il tutto esaurito nelle vacanze di Natale, stiano appunto frequentando la montagna, purtroppo anche con i rischi connessi. Vi abbiamo raccontato appunto nei nostri telegiornali dei giorni scorsi delle tragedie anche che ci sono state purtroppo a causa di valanghe. Che cosa dunque è importante sapere, Baratin, in questo momento preciso? Innanzitutto buongiorno a tutti. Una delle cose che dobbiamo fare attenzione in questo periodo un po' particolare delle nostre vallate è che c'è poca neve, ma poca neve non vuol dire che il rischio è diminuito. Facciamo attenzione perché il trasporto eolico, quindi il vento che trasporta la neve, crea degli accumuli. E questi accumuli sono della neve che si accumula in determinati punti di sottovento generalmente, e quando li andiamo a sovraccaricare anche con un debole sovraccarico può essere che si staccano perché non sono coesi. Quindi facciamo attenzione a questa falsa sicurezza che ci fa pensare perché c'è poca. Quando siamo in ambiente nevato dobbiamo avere sempre una massima attenzione. Sicuri con la neve è un'iniziativa, come dicevate prima, che abbiamo con il CAI. Cerchiamo di dare quelle poche informazioni semplici ma fondamentali per frequentare il nevato. Quindi vengono fatte delle prove di istruzione, si spiegano i materiali, soprattutto la sonda, l'arpa e la pala, che sono i 3 strumenti fondamentali per l'autosoccorso. Ricordando che l'autosoccorso è quella cosa fondamentale che riesce a mettere e salvare la vita del nostro compagno che abbiamo con noi in quel momento. E quando arriva il soccorso organizzato sono già passati quei minuti fondamentali proprio per un buon risultato di ritorno. Cosa significa? Significa, vi ricordo, che nei primi 15 minuti e 18 minuti abbiamo un'altissima probabilità di trovare le persone in vita. Mano a mano che passano i minuti la probabilità cala drasticamente, quindi è fondamentale che chi frequenta in quel momento quella vallata, quel pendio in compagnia abbia provato le dotazioni di sicurezza, la sonda, la pala e l'arpa, in tempo di pace. Il nostro cervello, quando è sotto stress, in quei momenti particolari deve ragionare per uno schema già prestabilito, non può iniziare a pensare come si accende e come si usa. Quindi queste prove che noi facciamo sul territorio di tutto l'arco alpino in tutta Italia vengono fatte apposta per dare quelle informazioni minime per poter frequentare in sicurezza l'ambiente innevato. Ecco, Baratin, queste indicazioni valgono naturalmente per chi fa sci alpino, fuori pista, chi invece più semplicemente frequenta le piste da sci oppure fa delle più semplici passeggiate con le ciaspole, o comunque obbligato ad avere queste attrezzature, e anche se non è obbligato, insomma, è opportuno che le abbia lo stesso? Allora, il nostro consiglio è quello di avere sempre le dotazioni con noi, anche perché frequentare un pendio innevato anche con le ciaspole, quindi con gli sci, il sovraccarico sulla neve lo creiamo lo stesso. Partiamo anche questo mito: chi va con le ciaspole deve avere le dotazioni sonda, pala, arpa e le deve sapere utilizzare. Chi fa le famose camminate sulle strade silvopastorali innevate, la strada di per sé non è un grande pericolo, tranne che per il scivolamento. Anche qui ricordiamo di utilizzare della calzatura adeguate, anche le famose catenelle che vanno utilizzate con pendenze sotto i 10-15 gradi, le famose catenelle che andiamo ad alzare, che non sono un rampone. Mentre se andiamo a utilizzare le ciaspole per andare in ambiente innevato dobbiamo aver fatto le prove di simulazione e avere il materiale con noi, questo è fondamentale. Ecco, un'ultima battuta sul bollettino meteo, il bollettino delle valanghe, in che fase siamo in questi giorni? In una scala da 1 a 5 ci troviamo a 3, il che non vuol dire che siamo a metà, ricordiamolo, è una scala, vogliamo dire, che è logaritmica, che si impenna molto, e quindi il grado 3 è un grado importante, bisogna avere una buona conoscenza del territorio, buona conoscenza della neve
giorni e fare una valutazione del percorso. E qui chiediamo ai professionisti i alpine, i guide che può accompagnare e anche i valigiani, ottima esperienza, quindi però chiediamo di affidare persone che hanno un'esperienza, possono dare quelle informazioni di dettaglio e fanno trascorrere una giornata in serenità e in sicurezza soprattutto. Certo, io la ringrazio davvero Baratin per essere stato con noi e per averci fornito sempre queste indicazioni davvero molto preziose per tutti coloro che amano e frequentano la montagna. Una buona giornata e un buon lavoro, grazie. Grazie a voi per lo spazio che ci date sempre per divulgare queste piccole informazioni. Grazie a tutti. Grazie, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra pochissimo, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Abbiamo un aggiornamento di cronaca che ci arriva dal Padovano ed è purtroppo la notizia dell'ennesimo incidente mortale. Si è verificato a Piazzola sul Brenta, dove Giorgio Grassetti, 77 anni, originario di Venezia, residente a Rubano da tempo, è stato investito nella serata di ieri mentre attraversava la strada. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Torniamo ora a parlare di edilizia e non solo, ma di un provvedimento che, lo dicevamo prima con Matteo Ribon della CNA, in discussione proprio in questi giorni in Europa, sta suscitando ampio dibattito nel nostro Paese. Ringrazio quindi i nostri prossimi ospiti di essere con noi, grazie a Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, buongiorno, grazie per essere con noi e grazie anche a Gian Antonio Darè, europarlamentare della Lega. Buongiorno e benvenuti. Allora, si parla di introduzione dell'obbligo di ristrutturare le case energivore, un provvedimento insomma nell'ambito di quel pacchetto di misure per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050, che però sta facendo davvero molto discutere, in particolare nel nostro Paese, dove purtroppo la stragrande maggioranza delle abitazioni non ha una classe energetica particolarmente elevata. Darè, che cosa sta succedendo e soprattutto quali potrebbero essere le conseguenze in Italia? Le conseguenze sono che non c'è la possibilità di poter perseguire questi risultati che l'Europa si è messa ha messo in cantiere. È un po' come diceva prima Matteo Ribon, ed è la stessa cosa delle auto elettriche, che entro il 2035 bisogna avere tutte le auto elettriche. Non ci sono le tempistiche e neanche le modalità per poter realizzare questi stravolgimenti che l'Europa ci chiede, ma soprattutto ce li chiede quella parte ecologista che secondo me non ha capito che ci sono anche dei tempi tecnici per poter realizzare quei risultati. Tutti siamo d'accordo dell'efficienza energetica e quant'altro, però dobbiamo anche capire che ci sono tempi e modi per poterlo fare, anche perché voglio ricordare che si vuole così efficientare, diciamo, gli edifici in classe energetica entro il 2030, in classe D entro il 2033 e addirittura gli edifici pubblici entro il 2027-2030. È chiaro che non è possibile fare questo praticamente in 7 anni. Non c'è la possibilità, ma non c'è neanche l'operazione tecnica, la possibilità tecnica di farli. Sì, facciamolo, ma facciamolo in maniera graduale. Ricordiamo che gli italiani in Europa sono quelli che hanno il maggior numero di case proprie, quindi diventa difficile fare questo, soprattutto poi siamo anche in zone, diciamo, storiche. È vero che hanno dato lasso di tempi molto più lunghi e un po' più lunghi, però ricordiamoci che ci sono aree nel nostro territorio addirittura dove non si possono neanche installare i pannelli fotovoltaici.
Allora di cosa stiamo parlando? Non si può fare una legge così senza capire e soprattutto calare una legge su tutta l'Europa. Ci sono delle diversità che vanno rispettate e soprattutto vanno risolte. Non si può dare una legge subito a tutti perché non funziona, non si riesce a applicarla. Ecco, Sabrina Pignedoli, il Movimento 5 Stelle sappiamo è sempre stato insomma particolarmente sensibile, no, al tema della riqualificazione energetica degli edifici, visto i provvedimenti insomma, che sono stati presi durante il governo Conte. Ma questa misura, diciamo così forte, insomma, tale da arrivare a rendere obbligatoria la ristrutturazione, magari rischia anche di creare non pochi problemi a tante famiglie che magari non hanno nemmeno la disponibilità economica per un tempo così breve di mettere a posto la propria abitazione. Allora sì, c'è un po' di confusione sicuramente su questa proposta di direttiva. Ricordiamo che è ancora una proposta, deve essere discussa ancora dal Parlamento e dal Consiglio. E quindi sicuramente le politiche del Movimento 5 Stelle, per esempio il bonus 110%, andavano verso questa direzione, cioè aiutare le famiglie all'efficientamento delle proprie case. E dobbiamo anche considerare che questi parametri che sono stati fissati, è vero che i tempi sono brevi, però quando si parla di portare gli edifici in classe F o in classe D non vuol dire ogni singolo edificio, vuol dire in media gli edifici all'interno di un'area, di un paese, per cui insomma è chiaro che verranno tenuti in considerazione per esempio appunto gli edifici storici, per esempio le caratteristiche di ogni territorio. E tra l'altro questa è una proposta dal Parlamento, sarà una direttiva appunto e saranno poi gli Stati membri a doverla far applicare. Per cui sarà lo Stato, a seconda delle proprie caratteristiche, del parco degli edifici insomma, che ha lo Stato, a indicare quali sono le strade. Certo, ci vorrà un supporto molto forte alle famiglie, perché è evidente che questa direttiva non può ricadere sulle tasche dei cittadini, anche perché gli edifici che vengono considerati inefficienti sono il 75%, per cui bisogna assolutamente fare i conti con questo parco di edifici abbastanza consistente. Come dicevo all'inizio, il super bonus andava proprio verso questa direzione, addirittura l'Europa l'aveva indicata come buona pratica per efficientare gli edifici. Si è discusso molto su Aspetti, si era bloccato. Posso tornare molto utile. Ecco, se vuole ripetere quest'ultima frase perché si era bloccato il collegamento, non l'abbiamo sentita. Sì, ci sono state molte polemiche sul super bonus, dicevo, però adesso il super bonus sembra che torni molto utile invece alle famiglie italiane proprio per l'efficientamento degli edifici. Ecco, Gian Antonio De Re, si è molto parlato di questo e si è anche molto dibattuto, no, del super bonus e di tutte le problematiche anche che sono poi insorte e che tuttora effettivamente stanno creando non poca difficoltà insomma, alle imprese ma anche a diverse famiglie che hanno intrapreso diciamo, questa strada e poi sono incappati in numerosi problemi sia di tipo burocratico sia anche di truffe, perché è innegabile, insomma, si sono verificati anche episodi di questo tipo. È successo di tutto e di più con quel 110%. Certamente ci sono state delle buone azioni, tante case sono state ristrutturate e quindi diciamo io guardo la parte giusta e la parte buona diciamo, di questo provvedimento. È chiaro che forse andava fatto con delle regole, con delle tagliole più strette, con dei pettini più stretti per poter far sì che chi voleva fare il furbo non lo facesse. Bisogna intervenire e adesso sicuramente però non bisogna lasciare le persone che hanno messo in moto diciamo, questi lavori perché si sono impegnate anche dal punto di vista economico e vanno sostenute e aiutate.
Tornando invece sul discorso iniziale, gli edifici sono 12 milioni secondo i dati dell'ANCE e 9 milioni di queste persone, di questi edifici, le famiglie non riescono a sostenere questo efficientamento energetico nei tempi richiesti dall'Europa. È chiaro che adesso ci sarà un'azione da parte del governo, un'azione da parte dei parlamentari, anche italiani, che sono all'interno della Commissione, per poter far sì che di dare tempi più diluiti per poter fare questa cosa. È chiaro che ci vogliono dei tempi tecnici e soprattutto dei controlli, in maniera che non ci siano queste truffe che abbiamo visto col 110, perché poi la stessa cosa si ripete anche sulle case, insomma. Ecco, si diceva appunto di tempi tecnici, di controlli, ma appunto diceva l'onorevole Pignedoli anche sostegni, perché poi insomma si tratta di interventi piuttosto onerosi, piuttosto costosi, quindi soprattutto in questo momento di grande difficoltà economica che sta interessando le nostre famiglie con il caro bollette e quant'altro, magari affrontare anche nell'arco di 4-5 anni una spesa di diverse decine di migliaia di euro può essere davvero molto problematico per tanti. Bisogna che ci sia sicuramente un aiuto economico da parte dello Stato, altrimenti non si riesce, le famiglie non possono fare questo tipo di operazioni da sole, anche perché, ripeto, fanno già fatica con il caro bollette, con l'energia elettrica, con il gas e quant'altro, quindi pensare di poter fare, intraprendere così una ristrutturazione sostanziale così corposa, è chiaro che se non c'è un aiuto dello Stato non si riuscirà mai a fare, a portare ed entrare in questi termini con queste normative che l'Europa vuole. Bisogna cambiare un po' il sistema, ecco. Ecco, onorevole Pignedoli, la coperta però è quella che è, no? Purtroppo lo sappiamo bene, no? Quindi come se ne esce da questa situazione? Come Movimento 5 Stelle noi abbiamo proposto un Energy Recovery Fund, che sostanzialmente sarebbe appunto sulla scia del Recovery Fund per uscire dal Covid, una sorta di fondi simili appunto al Recovery Fund per far fronte alla crisi energetica. Far fronte alla crisi energetica che vuol dire e dall'altro vuol dire appunto cercare di sostenere appunto anche l'efficientamento degli edifici per spendere meno energia. Ecco, passando ad un altro tema che volevo affrontare con voi, che sempre in merito a una decisione dell'Europa sta facendo davvero molto discutere e sollevare un vespaio di polemiche da parte dei produttori, è quello del vino e della via libera sostanzialmente dell'Unione Europea alla decisione dell'Irlanda di apporre sulle bottiglie degli alcolici delle etichette di alert, diciamo, molto simili a quelle che già da anni vediamo sui pacchetti di sigarette. Cosa esattamente sarà scritto ancora non lo sappiamo, ma insomma siamo sul tenore del vino uccide, nuoce gravemente alla salute, i tumori sono collegati appunto al consumo di alcolici. Una indicazione, diciamo, che sta come dicevamo facendo sollevare insomma quelli che sono i produttori di vino, che in particolare nel nostro territorio, nel Veneto, rappresenta davvero una parte molto importante del PIL. Darè. Ma questa è una delle tante implicità dell'Europa, noi lo diciamo molto chiara e molto forte da sempre. L'etichettatura e mettere il vino sullo stesso piano delle sigarette è un errore per i nostri produttori, ma non per i nostri produttori, è un errore per i prodotti che vengono fatti in tutta Europa. Allora, se questo coinvolge l'Italia, ma coinvolge la Spagna, coinvolge la Francia, queste sono cose che non si devono fare. Noi lo abbiamo detto in Commissione, lo continueremo a dire, adesso si va avanti. Tutto nuoce alla salute
Quando vai dal dottore ti ordina riposo, non ti ordina lavoro, però insomma c'è la moderazione nell'assumere le cose e di fare le cose. Ecco, Sabrina Pignedoli su questo tema. Sì, sono piena. No, c'è qualche problema nel Fuori collegamento? da quello che può essere un... La sentiamo un po' a tratti. Prego, riprovi, vediamo. Sì, perché sono all'estero, scusatemi. No, dicevo che sono assolutamente d'accordo, perché non è possibile mettere etichette sul vino che non servono assolutamente a dare informazioni ai consumatori. Se vogliamo evitare l'alcolismo, non serve mettere un'etichetta sul vino, serve fare una campagna di educazione nei confronti dei giovani, nei confronti delle persone. Un bicchiere di vino non fa male, è chiaro che è l'abuso che fa male, però questo un marchio non serve né a evitare l'alcolismo né a dare una buona informazione, serve solo a creare un allarmismo che non fa bene all'educazione proprio dei cittadini, perché appunto, ripeto, un bicchiere di vino non fa male, è l'abuso di alcolici che fa male. E sicuramente l'abuso di alcolici non si combatte con un marchio su una bottiglia. Poi se ci sono delle regole del mercato europeo, è inutile che ci siano dei paesi che fanno passi avanti e mettono dei bollini, creando delle sorte di barriere anche nel commercio e creando un danno al commercio dei nostri produttori di vino. Per cui assolutamente siamo pienamente contrari a questo bollino. Già in passato il Parlamento si era espresso contro a una proposta analoga e speriamo a questo punto che si prendano provvedimenti, perché l'Irlanda non può inserire questo marchio se vuol far parte del mercato comune. Ecco, un po' peraltro come era successo con il famoso semaforo, no, del Nutri-Score, quindi con il semaforo rosso che veniva apposto su dei cibi considerati per esempio troppo grassi e quindi nocivi per la salute, che rischiava di far entrare appunto nel semaforo rosso prodotti come per esempio l'olio d'oliva oppure certi tipi di formaggio, no, che costituiscono delle eccellenze della nostra produzione agricola, che peraltro mi riferisco per esempio all'olio d'oliva, fanno pure bene alla salute, ovviamente sempre nell'ambito di un consumo corretto e moderato, rischiavano di farli finire insomma nella blacklist ugualmente ad altri prodotti magari chimici o industriali assai più pericolosi per la salute. Addirittura con questo criterio il parmigiano reggiano sarebbe un prodotto nocivo. Certo che se tu fai la prova dei prodotti con 100 grammi, è chiaro che un prodotto energetico come il parmigiano reggiano è chiaro che potrebbe farti male. Ma cosa fai? Cioè, non si può fare quantificare, diciamo, su 100, facendo quota 100 grammi. Bisogna fare un discorso diverso, sui principi e diciamo sulle finalità che l'Europa sta sbagliando e la Commissione europea sta sbagliando. È come adesso l'Irlanda che dice no, mettiamo le etichette sul nocivo sul vino. Beh, allora mettiamole anche sul whisky, visto che voi fate quello, no? Allora, diciamo, questa si tratta di ripercussioni di guerre commerciali che non ha nessun senso in un mercato comune come quello europeo, dove tutti devono fare squadra per i vari prodotti che le singole nazioni poi mettono nel mercato. Non possiamo essere uno contro l'altro, mettere l'etichetta sul vino, allora dobbiamo mettere a maggior ragione anche sul whisky. Ecco, Sabrina Pignedoli, per concludere, quindi è importante che si riesca a fare squadra anche tra gli stati, ma anche tra gli opposti schieramenti su determinati provvedimenti? Sì, certamente, e poi soprattutto ci vuole il buonsenso, perché appunto, come si diceva prima, il Nutri-Score vedeva il parmigiano reggiano come cibo nocivo ed era sorprendentemente meglio bere Coca-Cola, per esempio, e questo non ha assolutamente senso.
E per cui sì, bisogna fare squadra, bisogna cercare di portare avanti prodotti che fanno bene e soprattutto fare educazione, perché l'educazione alimentare è la chiave di tutto. Non si può sempre dire ai cittadini con bollini, con marchi, quello che devono o non devono fare. Se si comincia con un'educazione alimentare già a partire dalle scuole elementari, ma anche dall'asilo, il cittadino sarà più consapevole di quello che consuma, senza bisogno di etichette che di fatto non servono. Certo. Allora io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie, buona giornata e buon lavoro a Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e grazie a Gian Antonio D'Area, europarlamentare della Lega. Buona domenica. Grazie, buona domenica a voi tutti, grazie. Grazie, buona domenica a voi. Grazie. Allora noi ora ritorniamo su un caso di cronaca che ha come dire, suscitato parecchia discussione, parecchio dibattito nel Trevigiano dove si è verificato, ed è il caso della donna che una settimana fa, proprio domenica scorsa, ha imboccato contromano la tangenziale di Treviso ed ha suscitato diverse perplessità il fatto che non sia stata sanzionata una volta identificata. Perché è successo? Ce lo spiega il comandante della polizia locale, Andrea Gallo. Il codice della strada non prevede per questo tipo di violazioni che le telecamere possano elevare sanzioni di questo genere. Si tratta pertanto di un limite previsto dal codice della strada, quindi è la legge che non prevede che per questi tipi di sanzioni possono essere elevati dei verbali dalle telecamere stesse. C'è telecamera e telecamera, ma soprattutto non tutte sono omologate ai fini delle sanzioni. A spiegarlo il comandante della polizia locale Andrea Gallo, dopo il clamore suscitato dalla vicenda della 75enne che domenica mattina ha imboccato la tangenziale contromano, clamore che ha riguardato anche un altro aspetto, ovvero il fatto che la donna non sia stata sanzionata ma solo segnalata alla prefettura. In tanti di voi hanno chiamato la nostra redazione per capire come sia possibile, visto che in quel tratto spesso fioccano le multe degli autovelox. Ci sono determinati tipi di telecamere, ad esempio quelle installate in tangenziale, ma non sono quelle che hanno rilevato la signora che è andata a contromano, che possono elevare sanzioni perché debitamente omologate per determinati tipi di violazioni. Quindi le telecamere presenti in tangenziale possono esclusivamente elevare sanzioni per quanto riguarda solo la velocità. Gli occhi elettronici che hanno consentito alla locale di identificare la donna quindi sono utilizzati a scopo preventivo e di controllo. Gallo porta anche l'esempio dei divieti di sosta che possono essere contestati solo dagli agenti accertatori. Quanto alla 75enne, e da quel giorno effettivamente non ha preso più la macchina e come abbiamo chiesto ai parenti stessi di vigilare affinché la signora non si mettesse più alla guida. Ecco, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di un argomento del quale si sta molto parlando in queste ultime settimane a causa anche di diversi fatti di cronaca che si sono verificati un po' in tutto il paese, ed è quello della violenza in ospedale nei confronti del personale sanitario. Abbiamo qui con noi in studio, e lo ringrazio per essere con noi, Daniele Casarin, presidente dell'Ordine degli Infermieri di Treviso. Buongiorno Casarin. Buongiorno, salve, grazie. Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, è purtroppo questo un fenomeno che sta vedendo un notevole incremento, no? Anche nel nostro territorio, con una sempre maggiore aggressività che si manifesta nei confronti di infermieri e di medici, ma in generale insomma del personale sanitario. Che cosa sta succedendo secondo lei e perché questo? Si è arrivati a questo? Sì, sono degli eventi che stanno aumentando di numero e di intensità. Sono già descritti da prima della pandemia Covid da uno studio multicentrico che è partito grazie all'Università di Genova,
dove appunto erano descritti questo aumento di eventi di questo tipo, di violenza verso i sanitari. Sicuramente il Covid però ha dato un'accelerata a questi eventi, infatti questa pausa che c'è stata dal punto di vista sanitario, in quanto numerose persone, numerosi cittadini hanno dovuto aspettare interventi, visite, ha aumentato notevolmente le liste d'attesa che le aziende sanitarie in questo momento, le aziende sanitarie regionali, stanno con fatica cercando di abbattere. Questo sicuramente ha creato non pochi problemi appunto dal punto di vista della tensione che c'è tra il paziente e le organizzazioni sanitarie, più in generale appunto quindi nei confronti dei sanitari. Ecco, non dimentichiamo peraltro che anche tutto il personale sanitario, insomma, esce da ormai 3 anni di un periodo veramente di grandissimo impegno, di grandissimo stress, sia lavorativo sia anche proprio psicologico, no? Perché è chiaro che questa vicenda del Covid ha profondamente segnato. Paradossalmente si è arrivati, no, a questo passaggio, no, da eroi, da persone che davvero hanno sacrificato tantissimo, purtroppo molti anche la propria vita per curare le persone, soprattutto nella prima fase, no, del Covid, a persone nel mirino che diventano quasi un po', no, lo sfogatoio di tutta questa situazione un po' di repressa, no, da parte dei cittadini, dei pazienti. Sì, assolutamente, e poi si è evidenziata un'altra criticità che è quella del cosiddetto understaffing, ovvero una carenza di personale generalizzato, soprattutto parlo ovviamente per quanto riguarda la mia professione dal punto di vista infermieristico, che aumenta ancora queste tensioni, ovvero i pronti soccorsi, ma anche mi viene in mente un esempio extraospedaliero, le case di riposo, le RSA, sono in carenza di personale, e questa carenza di personale fa perdere delle buone pratiche, fa perdere in qualità l'assistenza infermieristica, l'assistenza di cura, e quindi ciò comporta che appunto la tensione tra coloro che producono assistenza infermieristica e generale sanitaria si scontrino di più appunto con i pazienti, con i cittadini, e questo provoca ovviamente un aumento di queste condizioni. Ecco, una domanda diciamo più personale, sì. È un po', come dire, anche frustrante, no? Immagino per voi che volete dedicare tutta la vostra professionalità a favore del paziente, a curare le persone, magari non riuscire a farlo come vorreste proprio perché sotto organico, perché sotto stress, magari costretti per forza di cose, no? A dover la violenza dei sanitari la reputa proprio un paradosso, nel senso che il sanitario si trova di fronte una persona in difficoltà e il contratto, diciamo, di cura sta proprio alla base, ci deve stare la fiducia, diciamo, alla base del contratto di cura. Questa fiducia viene meno nel momento in cui ci sono appunto delle situazioni di violenza, e ovviamente questo peggiora notevolmente la situazione. Diciamo che il personale sanitario può avere delle violenze che sono di 2 tipi sostanzialmente, quella verbale e quella fisica, però tutte e 2 queste violenze provocano una violenza psicologica che poi sta alla base di un irrigidimento anche nei confronti dell'assistito, e che peggiora ulteriormente la situazione dal punto di vista appunto delle relazioni
tra sanitari e cittadino. Ecco, dicevamo della carenza di personale all'interno degli ospedali, ne abbiamo parlato tante volte, è davvero uno dei grandissimi problemi della sanità veneta, ma nazionale, insomma in generale, e poi c'è anche tutta la questione della sanità territoriale, dei medici di base, no? Che hanno visto progressivamente, proprio a causa della carenza, aumentare il numero di pazienti, il numero di mutuati, no? da 1000 a 1500, adesso si è a 1800, mi pare anche di più, cosa che magari porta anche tante più persone a recarsi per esempio al pronto soccorso, quando magari non ce ne sarebbe proprio la necessità o l'urgenza, no? Sì, anche questa è una situazione, diciamo, che fa altro che peggiorare ancora ulteriormente la situazione. Diciamo che il pronto soccorso servirebbe appunto per le urgenze vere e proprie, ovvero i codici rossi. Dal punto di vista sanitario si trova in questo momento a far fronte di attività e dare risposte che in realtà non sarebbe tenuto a dare, ovvero il cittadino chiede delle risposte al pronto soccorso che però non possono essere date, e questo fa altro che aumentare le liste d'attesa, aumentare il tempo di permanenza nei pronti soccorsi e questo sicuramente fa altro che anche questo peggiora la situazione. Una carenza di personale che in Italia stiamo calcolando all'incirca sui 65.000 infermieri, e quindi è una carenza non indifferente. Nello specifico, ha qualche dato su Treviso, sulla provincia di Treviso, quanto può essere quantificata questa carenza? Sì, allora non ho dei dati precisi per quanto riguarda gli infermieri a livello trevigiano. Diciamo che dal punto di vista ospedaliero la situazione, anche se critica, non è drammatica. La situazione è in realtà molto drammatica a livello delle strutture intermedie, le RSA e le case di riposo, dove ci sono veramente delle situazioni molto impegnative. Molto impegnative e difficili, ne abbiamo parlato tante volte, sia per quanto riguarda il personale infermieristico, sia per quanto riguarda gli OSS, anche gli operatori sociosanitari, peraltro anche con molti infermieri, no, che nell'ultimo periodo che dalle case di riposo sono andati a lavorare negli ospedali, perché magari meglio retribuiti rispetto alle RSA, no? Assolutamente, anche questa è stata una risposta secondaria alla pandemia, dove appunto l'ospedale ha avuto necessità di una fortissima presenza, insomma, e professionalità infermieristica e di operatori sociosanitari, e non essendoci un numero adeguato di infermieri e operatori dietro che potessero sopperire a questa carenza, ovviamente appunto queste strutture sono state ahimè un po' depauperate. Svuotate, no, progressivamente purtroppo, e questo è davvero un grande problema. Come se ne esce da tutto ciò? Io vorrei farle sentire, Casarin, le parole che sono state pronunciate proprio ieri dal Ministro dell'Interno Piantedosi, che si trovava a Trieste. Ha parlato della situazione, proprio delle aggressioni che si stanno verificando in tanti ospedali, con riferimento in particolare a Friuli Venezia Giulia, dove c'è stato un ultimo episodio pochi giorni fa, 2 dottoresse aggredite ad Udine, ma il problema, lo dicevamo, insomma, purtroppo è generalizzato a tutto il paese. Sentiamo quindi le parole del Ministro dell'Interno. Sì, è uno dei filoni che stiamo percorrendo, che è quella del rafforzamento. Noi cercheremo, è un'attività che si fa sempre, insomma, di portare sempre più un'intensificazione della vicinanza delle forze di polizia dove avvengono i fenomeni, dove ci sono le persone. I posti, i pronti soccorso, insomma, i presidi ospedalieri sono sempre più
densamente frequentati e per questo oggetto insomma, di episodi di questo tipo, quindi è una riflessione che abbiamo avviato, daremo dei segnali nella città di Roma, nelle grandi città, sin da subito nei prossimi giorni, settimane, ma anche qui nel Friuli Venezia Giulia, a Trieste e a Udine credo ci sia già una riflessione che porterà a breve a qualche risultato. Ecco Casarin, quindi verrà rafforzata la presenza della polizia, soprattutto nei pronto soccorso, insomma in quelle situazioni più a rischio all'interno degli ospedali. Il posto di polizia magari che è un po' in là con gli anni, se lo ricorda bene, insomma che una volta era presente in tutti gli ospedali. È questa diciamo la strada giusta? Allora sicuramente è un'azione che può essere utile, sicuramente può dare i suoi frutti, però mi sento di dire che non deve essere l'unica, perché al fine appunto di migliorare questa condizione, una cosa che potrebbe essere vincente sia dal punto di vista dei sanitari sia dal punto di vista della cittadinanza in generale, appunto è quella della formazione, ovvero oltre a quegli episodi che sono veramente spiacevoli e molto estremi, diciamo, c'è una fetta di violenza, faccio per dire la violenza verbale, che è molto, a volte non viene molto calcolata, che può essere non dico evitata, ma può essere in alcuni casi prevenuta. Okay? La formazione che Regione Veneto e Azienda Zero attraverso la Scuola di Sanità Pubblica sta mettendo in atto attraverso appunto dei corsi di formazione per creare dei responsabili, dei referenti appunto per ogni azienda sanitaria di questa tematica, insomma, della violenza. Oltre al fatto dei posti di polizia nel pronto soccorso, ci sono altre situazioni che sono in realtà potenzialmente a rischio e sono le situazioni per esempio della salute mentale, che anche là molto spesso gli operatori sono a rischio violenza per situazioni che appunto non sono direttamente magari responsabili i pazienti, ma per la diagnosi propria e le condizioni cliniche dei pazienti stessi. Certo, senz'altro, quindi insomma diciamo ben vengano anche i poliziotti negli ospedali, al pronto soccorso, ma poi insomma è opportuno anche salire a monte e risolvere quelle che sono le cause che hanno generato tutto questo, no? Delle quali abbiamo parlato. Sicuramente la dotazione, che deve essere opportuna per quanto riguarda gli ospedali come per quanto riguarda le altre strutture, ma anche appunto una formazione capillare e dal punto di vista della cittadinanza una educazione civico-sanitaria che spiega bene e snocciola bene quali siano i servizi sanitari, quali è opportuno accedere in determinate circostanze e quali invece possono essere delegate ad altre strutture diverse dal pronto soccorso e quali sono i ruoli anche dei vari professionisti che troviamo all'interno del sistema sanitario regionale e nazionale. Io la ringrazio molto Daniele Casarin per essere stato con noi e per averci aiutato, no, a inquadrare questo problema che interessa ovviamente tutto il personale sanitario, ma riguarda appunto, come giustamente lei diceva, anche tutti noi come cittadini, che dobbiamo essere ben consapevoli, visto che poi siamo noi gli utenti, no, pazienti cosiddetti che frequentano le strutture sanitarie. Grazie dunque, una buona giornata e un buon lavoro. Noi ora proseguiamo il nostro telegiornale torniamo anzi in montagna, torniamo nel Bellunese con Fabio Fioravanti per parlare di sport e di una nuova struttura al servizio appunto di tutti gli appassionati di atletica a Belluno. Andiamo
Da Fabio Fioravanzi dunque. Grazie per la linea. Oggi a Belluno vi portiamo in un luogo all'aperto. Siamo con Franco Roccon, assessore ai lavori pubblici del Comune di Belluno, per parlare della fine dei lavori in un importante impianto sportivo della città. C'è da dire, il polisportivo è il cuore dello sport della città e quindi è un intervento davvero importante. È il primo che abbiamo iniziato e anche finito nell'ambito della nuova amministrazione. È un grande risultato quello che avete sotto i piedi, quello che abbiamo sotto i piedi. Sotto i piedi, devo dire la verità, io ho cominciato 40 anni fa scrivendo di atletica leggera ed ero abituato alle piste rosse. Qui siamo immersi nel blu. Sì, cambiano i colori ovviamente dettati anche dai nuovi materiali. Questo è un strato. Questa volta il bello della diretta ci porta con il rumore di un aeroplano e non siamo poi così lontani dall'aeroporto Aeroclub di Belluno. Spero che si senta comunque lo stesso. Sì, no, dicevo che i nuovi materiali, questa è una pista, è una tipologia di pista che è stata fatta sulle migliori piste di atletica d'Europa. Ma è un colore, devo dire la verità, è un colore frequente o infrequente? Perché mi sembra di essere al mare. Sì, diciamo che negli ultimi 2 anni, almeno quello che mi diceva l'azienda che ha prodotto questa cosa qui, negli ultimi 2 anni si utilizza sempre il blu perché ha una cromatura diversa da un aspetto, dicono, un aspetto anche emotivo diverso, quindi per chi corre. Che poi ricordiamo, il rosso una volta era legato proprio alla terra, che era la stessa dei campi di tennis, che adesso in terra rossa sono rimasti davvero pochi. Tra l'altro, qui fra l'altro siamo vicini di fianco, se Stefano la vuole inquadrare c'è l'arrivo del salto in alto. Tra l'altro io dico sempre Stefano, forse sarebbe corretto anche per una volta dire Stefano Bozzi, perché sono le persone senza le quali non saremmo in onda. È giusto ricordare anche il cognome, insomma, per chi chiaramente non lo può vedere, quindi grazie a lui per il lavoro che sta facendo per permettere a bellunesi e non di vedere questi splendidi impianti, per un'amministrazione che si sta davvero impegnando nel rinnovare gli impianti sportivi. È una mission che anche il sindaco De Pellegrin, essendo anche olimpionico, quindi a maggior ragione guarda con occhio di riguardo l'aspetto. Io vorrei invitare per De Pellegrin a fare Google e mettere De Pellegrin a vedere il suo palmarès, fa davvero impressione. Un oro olimpico, ma tutto il resto è infinito. Io posso dire che sono grato di lavorarci assieme perché mi sta dando grandi spunti, soprattutto nello sport, ma anche in quello che sono i lavori pubblici, di che cosa si può affiancare anche per l'inclusione, che è l'aspetto importante per lo sport, no? Avremo le Olimpiadi in questa provincia, avremo anche le Olimpiadi paralimpiche e quindi su quello ci stiamo impegnando. Per tornare ai lavori pubblici, questo è stato uno dei primi interventi che abbiamo giustamente ereditato dalla passata amministrazione, che li ha voluti dopo tante sollecitazioni fatte in Consiglio Comunale. Il lavoro è stato svolto correttamente, nei tempi giusti, siamo arrivati a dare, diciamo, questo. Io vorrei invitare Stefano a spostarsi un po' alla sua sinistra, perché di là c'è un cordolo. L'altro giorno eravamo a vedere la mostra a Palazzo Fulcis e c'era uno scherino e l'ha beccato in pieno. Non vorrei che adesso facesse un altro scontro. Un infortunio in pista. No, vabbè, poi sarebbe grave. Che, tra l'altro, io dicevo appunto, cominciai a scrivere proprio di atletica leggera e ho visto purtroppo anche il declino. Attenzione che c'è un piccolo tappeto alle tue spalle, non cerca di non inciampare. Ho visto purtroppo anche il declino delle gare, delle competizioni, dei meeting di atletica. Penso a quello che c'era una volta bellissimo a Caorle, che poi è scomparso, ce n'era uno a Padova. È una pista bella, impegnativa, penso anche economicamente. Con quale prospettive sinceramente di utilizzo? Ma guarda, ne parlavo anche con la mia collega Mazzoccoli, assessore allo sport, in cui mi si dice che c'è un rientro, diciamo, dei giovani verso lo sport. Escono da 2 anni, 3 anni di chiusura, di difficoltà anche dei rapporti sociali, e lo sport accomuna questi ragazzi che vogliono andare oltre. Io rappresento anche, al di là dell'assessorato, anche sono presidente dell'Atletica Dolomiti, che opera in questo campo e che dà ovviamente dei giovani all'atletica. Ho visto un grande ritorno, ho visto dei ragazzi giovani promettenti anche in tutte le categorie impegnarsi in quella che è la disciplina. Vedono i ragazzi lo sforzo che fa l'amministrazione e anche le società nel gestire questo aspetto dello sport e del loro tempo. Io mi ricordo che vidi crescere una campionessa dei 100 metri come Rossella Tarolo piuttosto che
il campione italiano negli 800 metri indoor che era Ferrero. C'è speranza di vedere qui nel Veneto nuovamente dei campioni? Sì, giusto per dire, nella mia società ho una ragazza che ha fatto gli europei, è arrivata terza agli europei. In che? Nella campestre. No, in che fascia d'età? Assoluti? Esordienti, no? Quindi ragazzi giovani che si impegnano, fanno sacrifici nel tempo, nelle cose. Ecco, a noi, a questi ragazzi, abbiamo l'obbligo come amministratori di dare il massimo sforzo per consentirgli di fare le gare. Questa struttura che abbiamo fatto con l'omologazione in fascia B dell'impiantistica permetterà ovviamente di fare meeting nazionali, internazionali. Ma c'è qualche cosa in calendario? Sì. Ne abbiamo parlato anche con il presidente Padrin di fare un evento dei 3 giorni di atletica, diciamo, in questo. Qui serve la partecipazione della FIDAL, serve il CONI. Certo che sì, li mettiamo dentro tutti, non è quello il problema. Adesso possiamo farlo, e quindi diciamo che lo sforzo di tutti è arrivare a presentare nella capitale delle Dolomiti, che è Belluno, questo contesto di atletica che, se pensiamo alle ultime Olimpiadi, ha dato 2 successi straordinari in pochi minuti, il primo oro olimpico nei 100 metri e quello poi di Tamberi nel salto in alto, 2 risultati straordinari. Tra l'altro noi siamo in uno stadio del calcio con attorno alla pista di atletica, quindi valorizzate uno sport che non è onestamente il più amato dagli italiani, e non è l'unico sport che valorizzate, perché dicevo, grande impegno di questa amministrazione, perché c'è anche il raddoppio del Palazzo dello Sport. Abbiamo scelto di vederci qua perché qui è bello da vedere, lì è solo un parcheggio per il momento, però parliamo anche di questo, mi sembra doveroso. Assolutamente, dedichiamo un palazzetto dello sport un po' più piccolo di quello attuale allo sport della scherma e della ginnastica artistica. Anche perché, come per l'atletica, anche dello sport della scherma ci si ricorda solo quando ci sono le Olimpiadi. Sì, io arrivato nuovo anche nell'amministrazione comunale di Belluno, mi sorprendono i numeri che girano attorno a queste 2 specialità, per dire che a cui dedichiamo poi un palasport più piccolo ma dedicato, e quindi per gli allenamenti, per tutto quanto. 400-500 ragazzi che ruotano attorno a queste 2 discipline in silenzio, nei cosiddetti sport minori che minori non lo sono, perché aiutano i ragazzi a non stare in strada. E parla di scherma, quale arma? Tutte e tre le armi, quindi fioretto, sciabola e spada. Quindi io ho visto una grande iniziativa, a questi dobbiamo dare risposte. Il calcio va avanti da sé, è giustamente importante, movimenta una serie di ragazzi, li tolgono dalla strada, fanno un grande servizio sociale. Ma non possiamo dimenticarci di questi sport che ci si ricorda solo quando Tamberi vince, o piuttosto che Jacobs fa i suoi risultati, enormi risultati. Dietro le spalle ci sono grandi società, grandi sacrifici degli atleti, ma anche dei preparatori, degli allenatori, di questi ci dimentichiamo, e che aiutano naturalmente le famiglie a dare un riscontro ai propri figli in quell'età particolare che sono dai 14 ai 20 anni, insomma difficoltà che poi da interagire con lo studio, con l'inizio di un lavoro, con tante cose. Quindi questo tempo che dedicano anche all'atletica piuttosto a altri sport devono vedere le amministrazioni comunali impegnarsi nei lavori pubblici a fare delle infrastrutture. Parlando dei lavori pubblici, quanto ha investito Belluno su questa pista e quanto investirà sul fratello minore ma gemello del Palasport? Sì, allora parto dall'ultimo, il Palasport 1.850.000 per costruire questo Palasport dietro l'attuale Palasport Demas. Quindi lo chiameremo Demas 2, ma in realtà gli daremo un nominativo particolare. Esteticamente assomiglia al fratello maggiore? Assomiglia un po' al fratello maggiore, è un po' più piccolo, ha una curva, un tetto ondulante, insomma adesso stiamo andando in appalto integrato per uscire, diciamo, a consegna lavori verso giugno, diciamo. Quindi i tempi sono abbastanza stretti. Quanto ha investito? Beh, intanto c'è da dire che pochi soldi nostri, tanti soldi del PNRR. Sono soldi che ci danno in prestito, dobbiamo investirli bene, e la soluzione di investirli nel settore dello sport credo abbia un moltiplicatore assolutamente importante. Nella pista invece? Nella pista abbiamo investito 720.000 euro, non abbiamo speso un euro in più, non ci sono state fatte riserve, anzi ringrazio la ditta Tagliapietra per aver fatto un grandissimo lavoro e di aver rispettato i tempi di consegna, di aver fatto anche delle cose qualcosina in più rispetto al progetto che era stato
individuato. Questa penso sembra proprio la gabbia per il lancio del martello del disco che non arriva in testa a nessuno. Esatto, strutturata nuova come tutte le altre discipline, diciamo, il lancio, il salto in lungo, il triplo, piuttosto che la vasca delle siepi, insomma è stato fatto tutto a norma e da questo che non era per nulla scontata avere un'omologazione. Lei ha parlato dei numeri della scherma della ginnastica artistica. Nell'atletica su questa pista a oggi è pensabile possono ruotare quanti ragazzi? Ma tra le 3 società che operano all'interno, 3 o forse anche 4 perché adesso ce ne sta arrivando una nuova, credo viaggino attorno ai 200 ragazzi di tutte le fasce, diciamo, che si allenano qui. Sì, dallo studio mi stanno segnalando che siamo attorno ai 10 minuti, forse stiamo anche oggi un attimo, quindi chiedo scusa. Siamo a metà pista, 10 minuti mi dicono forse un pochino lunghi, cerchiamo di chiudere. Ripeto, quando possiamo pensare, sperare possa esserci il primo appuntamento non di allenamento ma di una gara di livello? Ci stiamo lavorando su per maggio e quindi questi sono i dati un po' così, in aiuto anche con la provincia che mette un po' di soldi per fare questa iniziativa. Stiamo già coinvolgendo le società che vi operano. Potrebbe essere una manifestazione di livello? Nazionale. Ci stiamo lavorando su, speriamo di arrivarci perché la pista lo merita. E poi faremo 2 interventi importanti, demoliremo queste 2 tribune che ho alle mie spalle e costruiremo una tribuna nuova con tutta annessi e connessi, spogliatoi, magazzini. Insomma, una o 2 nuove? Ne facciamo una nuova. Ma una sola, su uno solo lato? Sul lato, su questo lato qui verrà un po' più lunga, ci sarà sala stampa per voi, per tutti. Pensiero gentile. Riscaldata d'inverno, rinfrescata d'estate. No, però adesso scherzi a parte, sarà una bellissima tribuna con tutto sotto quello che necessita per le società che operano all'interno di questa struttura. Devo restituire davvero la linea allo studio, che penso siamo anche ridosso forse alla pubblicità, non lo so, mi fanno segnali preoccupati dallo studio. Grazie per averci seguito, grazie a Franco Raccon per averci tenuto compagnia, grazie a Stefano Bozzi alla telecamera, buon proseguimento della trasmissione. Grazie ai colleghi della redazione di Belluno. Noi proseguiamo con una notizia di cronaca arrivata poco fa in redazione da Padova. Dichiara agli agenti di essere andata a comprare il latte, ma nelle confezioni aveva nascosto 182 ovuli di eroina già confezionata. La polizia ha arrestato una quarantenne cittadina nigeriana al termine di un controllo effettuato nella zona della stazione ferroviaria. Sono stati sequestrati 2 kg di eroina del valore di circa 70.000 euro, che poi al dettaglio avrebbe fruttato almeno 135.000 euro. La donna è stata notata salire a bordo di un'auto monovolume dopo aver riposto sui sedili posteriori un cestino per la spesa. Gli agenti hanno deciso di procedere al controllo dell'auto e dei suoi occupanti. Il conducente, anch'egli nigeriano, è risultato estraneo ai fatti. La donna ha raccontato di essersi semplicemente recata a comprare del latte. Nel cestino aveva 4 contenitori, ma al loro interno appunto erano contenuti gli ovuli di eroina. Così è scattato l'arresto. La donna è ora reclusa nella casa circondariale di Verona. Ed ora la storia che ci arriva da Vicenza di una professoressa che è andata in pensione ed ha pubblicato su Facebook affettuosamente i bigliettini dei suoi studenti che ha collezionato negli anni. Senza telefonino si copiava così, dice. I suoi ex studenti divertiti rivendicano i loro oggetti sequestrati al tempo della scuola. Vediamo. Chi di noi non ha mai tentato, anche solo una volta, di copiare durante un compito in classe? In questa scatola c'è tutto l'ingegno, la creatività, le scorciatoie studiate dagli studenti e prontamente beccate dalla prof di anatomia all'Istituto Professionale Fedele Lampertico di Vicenza, che con ironia, affetto e tanta benevolenza ha raccolto e conservato come un cimelio dei 38 anni di insegnamento, per poi commuoversi quando l'ha ritrovato una volta andata in pensione. Li ho messi dentro questa busta e poi è passata anche un po' l'era del bigliettino, per cui hanno cominciato a copiare dai telefoni. Li ho quasi dimenticati. L'altro giorno, per caso, ho detto vabbè, mettiamo via le cose della scuola, e ho trovato questo tesoro, chiamiamolo così,
E niente, ho fatto per scherzo, ma veramente per scherzo, soprattutto ai miei studenti, un post su Facebook. Non immaginavo mai potesse avere questa eco in giro. Ecco, così. E tanti studenti hanno risposto, hanno rivendicato addirittura delle... Tantissimi hanno rivendicato giochi, bigliettini, eccetera, dicendo sono miei. Ci sono le famose cartucciere, figlie di altri tempi, con i bigliettini avvolti sulle matite, appunti minuscoli da nascondere dentro astucci o calzini, nostalgici e illeggibili ad occhio di boomer. I ragazzi del Lampertico sono così, poi ti danno tantissimo sotto la scorza degli omoni, perché sono quasi tutti maschi, a parte gli odontotecnici, c'è poi un cuore che ti rende, ecco, un cuore che ti dà. Era diventato un gioco e una sfida tra lei e i suoi studenti, che li lega ancora. C'è qualche episodio che le è rimasto particolarmente in mente? Sì, veramente un ragazzo, perché ci sono stata dietro forse qualche mese, perché ero sicura che copiasse, ma non riuscivo a sgamarlo, quindi è diventato il gioco più interessante in quella classe, diciamo, durante i compiti in classe. E chi di noi non ha mai cercato di copiare a scuola? Con questo servizio termina la nostra prima edizione dei telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio in chiusura come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Buon pomeriggio, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, una perturbazione si avvicina al nostro territorio causando un peggioramento del tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di domenica 15 gennaio ci mostra una situazione instabile. Avremo nubi basse, foschie e locali nebbie nelle ore più fredde in pianura. Dal pomeriggio saranno poi probabili precipitazioni inizialmente deboli e discontinue, poi dalla serata più diffuse e consistenti. Limite della neve intorno a 800-1000 metri sulle Dolomiti, a 1100 metri sulle Prealpi. Ecco, sia sulle Dolomiti sia sulle Prealpi permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento europea. Le temperature saranno in lieve calo, minime tra -1 e 5 gradi, massime invece tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto, dal pomeriggio prime deboli piogge, poi le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi. Neve moderata in montagna sopra i 600-700 metri. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime intorno agli 8-12 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. In questa domenica prevarranno le nubi e in serata arriveranno anche le precipitazioni. Saranno nevose oltre i 700 metri di quota. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime sui 9-10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.